Il cuore di questa serata secondo me è la biblioteca, perché questa biblioteca storica, illustre, ricchissima e preziosa è anche il luogo in cui ci incontriamo noi docenti con gli alunni, tutta la comunità scolastica con la cittadinanza per fare delle cose importanti. Oggi noi qui stiamo per esempio parlando di diritti umani, quest'anno come ben si sa ricorrono i 70 anni dalla proclamazione dei diritti umani e questo è uno spazio dedicato al ricordo, alla celebrazione, alla forza con la quale noi ribadiamo l'importanza di questi diritti. I ragazzi nostri sono evidentemente una fonte inesauribile per leggere l'antico, per riscoprire il moderno, per valorizzare le loro potenzialità, e questa è una scuola bellissima. Da questo punto di vista l'Ospedalieri veramente consente ai ragazzi di esprimersi, di dare il meglio di sé in qualunque settore, non soltanto nella scuola intesa in senso antico, ma in senso moderno. La scuola è vita e i nostri ragazzi con le loro attività, soprattutto quelle volontarie, che fanno appunto foto, video, immagini. Quest'anno abbiamo creato un itinerario culturale, l'abbiamo portato a Matera e siamo stati premiati dal Ministro, quindi abbiamo avuto tantissime belle soddisfazioni e io ogni anno invece di crescere in età forse ringiovanisco. Questo è La vita dolce, è un libro scritto da un'ex allieva dell'Ospedalieri di tanti anni fa che oggi ci fa innamorare di Epicuro, di Lucrezio, di Orazio. Guardando questo libro sembrerebbe quasi un libro di ricette di cucina e invece ci dà delle ricette di felicità partendo dalla filosofia epicurea. Le ragazze hanno trovato tante esperienze che riguardano la vita di ogni giorno, sono dei consigli per vivere in una maniera sociale, per non isolarsi, per trovare veramente una misura e un equilibrio e una ricerca di felicità pura anche quando la vita intorno a noi sembra difficile, e quindi è un libro entusiasmante da questo punto di vista.